Siamo nei giorni dell'avvento che portano al Natale, quindi oggi decido di farmi un bel regalo e mi trovo nel gruppo delle Pale di San Martino, nel versante che guarda la Conca Gordina, quindi nella regione Veneto, alla ricerca di un luogo autentico, lontano dall'esercito di turisti che stanno in questi giorni assaltando le Dolomiti. Si parte da Frassenè, località del piccolo comune di Voltago Gordino. Negli anni 50, promettente nuova cortina, abbandonata poi a se stessa. Si seguono quindi subito nelle immediate vicinanze il segnavia 772 in direzione Malgaluna. È una comoda strada boschiva forestale. Oggi mi sento anche più leggero. Mi è venuto in mente dopo che non ho le ciaspole. Speriamo che non mi servano per un bene. È una prima parte che si immerge nella Val Domadore attraverso una mulattiera boschiva dove la presenza di antichi fienili e baite danno l'impressione di fare un salto nel passato. Quello che vi presento oggi è un giro d'anello che si sviluppa alla base del Monte Agner al cospetto della Croda Granda, che seppur fuori dalle rotte escursionistiche delle Dolomiti più blasonate è in grado di regalare grandi soddisfazioni. Raggiungerò dapprima Malgaluna, salirò fino al Col di Luna, ridiscenderò fino al rifugio Scarpa Burechian per poi fare rientro al mio punto di partenza a Frassenè. In un'ora di cammino e 450 metri di dislivello positivo raggiungo a quota 1595 metri Malgaluna, dove ad attendermi c'è uno slogan che non credo sia più azzeccato di questo: il panorama è da togliere il fiato. Come la salita.
dopo una breve pausa alla rustica Malgaluna, adibita a ricovero d'emergenza, seppur non ci siano posti letto, proseguo il mio cammino in direzione Col di Luna, seguendo le prime indicazioni per il 771 Rifugio Scarpa. Cambio di sentiero, ora seguo le indicazioni per il 773 per Passo di Luna. Raggiungo quindi il Passo di Luna, dove già da qui il panorama è veramente qualcosa di eccezionale. Ho percorso un traverso molto ghiacciato, dove bisogna comunque porre molta cautela. È tracciato, ovviamente i ramponcini assolutamente indispensabili, nulla di pericoloso per chi è già abituato a questo tipo di percorsi. Ovviamente la situazione e la percorribilità va valutata in base alle condizioni di innevamento. Proseguo quindi su questa dorsale prativa super panoramica. Stupendo, meraviglioso, che robe, che robe. In poco meno di 2 ore di cammino dal mio punto di partenza raggiungo il mio primo obiettivo di giornata, la cima del Col di Luna, a quota 1747 metri, da dove si estende un panorama idilliaco sulla Croda Granda, l'Agnier, il Monte Civetta, l'Antelao, il San Sebastiano, la Schiara e le vette feltrine. Scendo quindi dalla cima del Col di Luna e ripercorro in parte, almeno fino a Malgaluna, lo stesso sentiero dell'andata. C'è da dire che oggi, più che essere alle porte dell'inverno, siamo praticamente, è una classica giornata autunnale, perché di neve ce n'è poca, a parte quella vecchia e ghiacciata, le temperature molto sopra la media per il periodo.
Rieccomi al bivio di questa mattina, dove sono salito da Malgaluna. Ora procedo in direzione Rifugio Scarpa, sempre su segnavia 773. Il sentiero diventa nuovamente boschivo. Sarebbe anche piacevole se non avessi lamponcini ai piedi, ma in questo periodo va così. Ghiaccio, sterrato, ghiaccio, sterrato, 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 ghiaccio. Ah, fioi. Come la volta precedente a Rifugio Venezia. Il ghiaccio. Abracadabra. Ultima parte di sentiero boschivo ripidino è. Sono presenti anche qui probabilmente i segni della tempesta Vaia. Seppur gli alberi non siano di intralcio sul sentiero, lateralmente sono posizionati tipo Shanghai. Da noi si dice gli ultimi gotti che imbriaga, che tradotto in italiano significa sono gli ultimi bicchieri che ubriacano. Infatti qua la salita sembra interminabile. Ed ecco comparire come un miraggio il rifugio Scarpa Gurekian a quota 1748 metri, posizionato alle pendici meridionali del monte Agnier. Oggi ho deciso di non farmi mancare nulla, quindi dopo un eccellente pranzo di rifugio, un eccellente servizio di cortesia da parte di Alessandro e di tutto il suo staff, riprendo la marcia in direzione Frassenè. Mi sarei dilungato a parlare anche fino a tarda serata, ma qua in giù notte è buio, anche se i colori della Dolomia in queste ore del pomeriggio assumono un fascino incantevole. E mentre seguo le indicazioni per Frassenè su segnavia 771, che è una comoda e larga forestale, arriviamo anche alle considerazioni finali. Se oggi cercavo una montagna autentica e un rifugio autentico, oggi le mie aspettative sono state ampiamente soddisfatte e possiamo dire che mi sono fatto un bel regalo. Quindi il rifugio Scarpa Gurekian assolutamente consigliato, a Gordino e questo giro assolutamente consigliato. Dalle chiacchiere, dalle bellissime chiacchiere oggi in rifugio ho imparato che nel dialetto gordino arrivederci si dice sani, quindi io vi dico sani, e se vi è piaciuto questo video al prossimo, un saluto.